Ecco, buonasera, siamo allora insieme per Proverbi 25 e faremo una premessa storica anche. La premessa storica è questa. La seconda parte dei Proverbi, questa mi affido alla Bibbia che introduce questa seconda parte dei Proverbi di Salomone, raccolta all'epoca di Ezechia. Quindi questi proverbi sono stati raccolti ai tempi di Ezechia. E chi è Ezechia? Ecco, adesso vedremo tutto questo. Prima di cominciare possiamo fare una preghiera che il Signore ci aiuti a vedere la sua parola. Signore che sei nei cieli, non le tue parole siano glorificate in noi. Signore, noi ti preghiamo perché le tue parole entrino nel nostro cuore. Abbiamo bisogno di capire quello che tu ci stai insegnando in questo momento storico per noi, Signore, perché noi stiamo leggendo un testo di tanti secoli fa, ma abbiamo bisogno di sentire da te la tua voce spirituale naturalmente, perché vorremmo incontrarci con la tua parola e renderla attuale per noi. Ti ringraziamo, Signore, per tutto questo che ci dai, ti ringraziamo per tutto quello che ci hai dato anche in queste giornate, anche questa mattina, quando noi di Gideon's International Campo di Udine abbiamo potuto dare la tua parola preziosa a questi ragazzi. Signore, benedici questi ragazzi, benedici i ragazzi del liceo Percotto che hanno ricevuto la tua parola. Fai che queste parole sedimentino nei loro cuori, Signore. Lode a te, Signore, per quelli che hanno accettato. Ti preghiamo di dare un'altra opportunità a quelli che non hanno voluto nemmeno accettare il libro, Signore. Ti preghiamo di benedire questi ragazzi. Ti preghiamo anche di benedire i ragazzi dell'università ai quali abbiamo donato il tuo prezioso libro ieri, Signore. Ti preghiamo per quelle coppie che sono rimaste all'università, nelle zone di lettura, perché possono essere prese da questi ragazzi, Signore. Ti preghiamo per questa gioventù che ha bisogno di te, Signore, questa gioventù disorientata. Ti preghiamo, Signore, anche per questa serata nel nome potente di Gesù Cristo. Amen. Dunque, Ezechia, un re di Giuda era, perché Proverbi di 25 si rifà a lui. In Seconda Cronache, al capitolo 29, versetti 1 e 2, se può essere mandata direttamente questo termine sullo schermo, altrimenti lo leggo io, eccolo qui. Ezechia aveva 25 anni quando cominciò a regnare, regnò 29 anni a Gerusalemme. Sua madre si chiamava Abilà, sua figlia di Zaccaria. Ecco che egli fece ciò che è giusto, questo che ci interessa maggiormente. Egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore, proprio come aveva fatto Davide, suo padre. Naturalmente suo padre non era Davide, ma nell'ordine della discendenza dei 12 patriarchi, uno di questi 12 si chiama Giuda, 12 patriarchi, figli di Giacobbe naturalmente, e da Giuda deriva Davide. Da Davide deriva Salomone e da Salomone deriva Ezechia, per ordine progressivo. Ci sono altri re in mezzo. Voglio farvi osservare che Ezechia, così come Giuda, Davide e Salomone, sono antesignani di Cristo e sono antenati di Cristo, perché sono tutti appartenenti appunto alla tribù di Giuda. Ricordo che una delle particolarità di Ezechia lo potete trovare in Seconda Cronache ai capitoli 29, 30, 31 e 32. Scoprirete, se avete pazienza di leggere come ho fatto io in questi giorni, che non ho letto ma ho sentito, insomma era come se leggessi naturalmente, e tra parentesi, aperta la parentesi, se voi sentite la parola attraverso le letture di YouTube troverete una nuova forma di accesso
alla parola di Dio, perché io ho sempre letto, da qualche tempo, ascoltando su YouTube, qualche volta addirittura chiudo gli occhi e mi figuro l'immagine, è una nuova, non voglio dirvi che sia migliore l'una o l'altra, però se è vero che la parola viene dall'udire, noi abbiamo un udire attraverso YouTube e riusciamo quasi a vedere le cose come si configurano, no? Comunque sto facendo questa esperienza di ascolto che mi piace molto e dicevo che se aveste voglia e trovatelo insomma il tempo di leggere i capitoli 29, veramente trovate il tempo per leggere i capitoli 29, 30, 31 e 32 di Seconda Cronache e troverete questo splendido re Ezechia che ha dei comportamenti formidabili, tra parentesi, ricostruendo tutto l'ambito morale dei sacerdoti. E vi ricordo che già sapete che i sacerdoti appartenevano tutti alla tribù di Levi e quindi Ezechia, che è della tribù di Giuda, insegna a quelli della tribù di Levi. Tant'è vero che Cristo insegna a coloro che erano i maestri della legge e quindi è anche questo abbastanza interessante. Quando vive Ezechia? Vive nell'VIII secolo, quindi dall'800 al 700 avanti Cristo, naturalmente questo è l'VIII secolo. E il re Ezechia ci fa venire in mente le cose che sono dette in questo capitolo, perché leggiamo, ecco, l'intero capitolo 25 e troviamo, ecco altri proverbi di Salomone raccolti dalla gente di Ezechia, re di Giuda. È gloria di Dio nascondere le cose, ma la gloria dei re sta nell'investigarle. State attenti alla parola re. L'altezza del cielo, la profondità della terra e il cuore dei re non si possono investigare. Togli dall'argento le scorie e ne uscirà un vaso per l'artefice. Togli l'empio dalla presenza del re e il suo trono sarà reso stabile dalla giustizia. Non fare il vanaglorioso in presenza del re. Non occupare il posto dei grandi, perché è meglio ti sia detto sali qui, anziché essere abbassato davanti al principe che i tuoi occhi hanno visto. Non ti affrettare a intentare processi, perché alla fine tu non sappia che fare quando il tuo prossimo ti avrà svergognato. Difendi la tua causa contro il tuo prossimo, ma non rivelare il segreto scusate, di un altro, perché chi t'ode non ti disprezzi e la tua infamia non si cancelli più. Le parole dette a tempo sono come frutti d'oro in vasi d'argento cesellato. Per un orecchio docile chi riprende con saggezza è un anello d'oro, un ornamento d'oro fino. E non ho mica sbagliato di leggere, no? Per un orecchio docile ho letto? Ok. Il messaggero fedele, per quelli che lo mandano, è come il fresco della neve al tempo della mietitura. Esso ristora il suo padrone. Nuvole e vento, ma senza pioggia. Ecco l'uomo che si vanta falsamente della sua liberalità. Chi è lento all'ira piega un principe e la lingua dolce spezza le ossa. Se trovi del miele, prendine quanto ti basta, perché mangiandone troppo, tu non debba poi vomitarlo. Metti di rado il piede in casa del prossimo, perché egli, stufandosi di te, non abbia a odiarti. L'uomo che dichiara il falso contro il suo prossimo è un martello con spada, una freccia acuta. La fiducia in un perfido nel giorno delle difficoltà è un dente rotto, un piede slogato. Cantare delle canzoni a un cuore dolente è come togliersi l'abito in giorno di freddo o mettere aceto sulla soda. Se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete,
dagli dell'erba da bere, perché così radunerai dei carboni accesi sul suo capo e il Signore ti ricompenserà. Il vento del nord porta la pioggia e la lingua che sparla di nascosto fa oscurare il viso. Meglio abitare sul canto di un tetto che in una gran casa con una moglie rissosa. Una buona notizia da un paese lontano è come acqua fresca a una persona stanca e assetata. Il giusto che vacilla davanti all'empio è come una fontana torbida e una sorgente inquinata. Mangiare troppo miele non è bene, ma scrutare le cose difficili è un onore. L'uomo che non ha autocontrollo è una città smantellata, priva di mura. Il re, dicevamo, allora il concetto di re, di cui abbiamo parlato, anche perché stiamo parlando di questa seconda parte dei Proverbi che è stata raccolta ai tempi di Ezechia, quindi tra l'800 e il 700 a.C., nell'VIII secolo appunto a.C., ci suggerisce l'idea del re. E il re per eccellenza noi naturalmente sappiamo essere Gesù Cristo. Matteo 5,35 sentiamo come emerge in Matteo, in Luca e in Giovanni il termine di re. Allora la prima cosa che possiamo osservare in Matteo 5,35, ecco che né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del gran re, il contesto è non giurare, né per la terra, ma volevo farvi osservare quello che già abbiamo compreso altre volte, che Gerusalemme è la città del gran re, quindi Gerusalemme è la città di quel re che è più grande di tutti, che sappiamo essere Gesù Cristo. Certo, è la città del gran re Salomone, è la città del gran re Davide, è la città di Ezechia, ma soprattutto del grande re che ha da venire di là dai tempi, stiamo parlando dell'800 a.C., quindi deve ancora venire. Se andiamo a vedere il concetto di re in Matteo 21,5, abbiamo ancora il Vangelo di Matteo davanti agli occhi, e in 21 dite alla figlia di Sion, la figlia di Gerusalemme, ecco il tuo re viene a te, mansueto, montato sopra un'asina, un asinello puledro d'asina. Questo è Gesù che entra in Gerusalemme e che entra cavalcando un umile asinello. In realtà lui, il grande re, dovrebbe cavalcare il cavallo bianco, quel cavallo che cavalca in Apocalisse, ma qui il re giunge umile per essere sacrificato, è l'agnello sacrificale, e quindi entra in questo modo nella città. Quindi abbiamo avuto il re che è il re di Giuda, che è il re di Gerusalemme, e abbiamo visto il re umile. In Luca, al capitolo 19, tra i versetti 31 e 38, possiamo trovare un'altra cosa. Soprattutto lo leggiamo nei versetti 37, va bene, sì, non ho detto 19, va bene, ho sbagliato di dire 31, 38, 37, 38, giusto? Quando fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste. E appunto il versetto numero 38 ci dice, se andiamo avanti con, eccolo qua, dicendo: benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Ancora una volta ci concentriamo su quello che già sappiamo, ma lo rileggiamo appunto, che il Re, benedetto il Re che viene nel nome di Dio, questo è il Re, e chiaramente il riferimento, anche per Luca, il riferimento è a Gesù Cristo, perché racconta questo episodio. Giovanni, l'Evangelista Giovanni naturalmente, al capitolo 1, al versetto 49, ci dà un'altra prova della divinità e della
regalità, in questo senso parleremo di re, quindi stiamo sulla regalità. Natanaele è un apostolo, sarà un discepolo importante, ma soprattutto ha visto una cosa che nel suo tempo storico in quei giorni non era facile vedere. Natanaele gli rispose, Natanaele sta parlando con Gesù e dice: Rabbi, tu sei figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Interessante è vedere come Natanaele riesce a riconoscere il re di Israele, e Gesù gli parla e gli dice: vi ricordate? E io ti ho visto fin da quando eri sotto il fico, chissà cosa sta facendo sotto il fico. Secondo me, io mi sono fatto l'idea che Natanaele stesse pregando, cioè Gesù ha visto Natanaele pregare. Io non posso vedere se tu stai, e nessuno di noi al mondo può stabilire se tu stai pregando o se tu stai pensando ai fatti tuoi quando hai la testa bassa, no? E invece qui Gesù sta dicendo: ti ho visto, no? Il gran re è questo. E l'ultimo passo sul re ve lo suggerisco al capitolo 18, al versetto 37. Quindi la reità, ancora una volta, la regalità, ecco, più corretto dire regalità. Allora Pilato è colui che interroga Gesù con la sua arroganza e con la sua laica e politeista attenzione che noi tutti conosciamo. Dunque tu sei un re, quasi ironicamente, sei un re, tu sei vestito lì in quel modo, umiliato da tutti, chi ti credi di essere? Io sono il governatore e il rappresentante di Roma, e tu chi ti credi che sei un re? E Gesù rispose: tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo, per testimoniare della verità. Chiunque della verità ascolta la voce del re, ascolta la mia voce, è scritto. E quindi vedete questa risposta autorevole di Gesù: tu lo dici, sono re. Io sono nato per questo, io sono nato per regnare. È molto leggibile secondo me, Proverbi 25, sulla base di questa riproposta dei capitoli che vi ho suggerito. E ripeto, vi suggerisco di leggere Seconda Cronache 29, 30, 31 e 32, sono 4 capitoli veramente da stare insieme alla lettura o all'ascolto per 25 minuti, ecco, non lunghissimi, ma di una grande intensità per capire questo antesignano di Gesù Cristo, questo Ezechia come si muove. Comunque, ritorniamo strettamente al capitolo 25 dei Proverbi e troviamo, ecco, gli altri proverbi appunto di Salomone raccolti dalla gente di Ezechia, vedete? E gloria di Dio nasconde le cose, Dio non ti dà tutte le risposte, Dio nasconde le cose. Noi sappiamo che Dio nasconde le cose, dobbiamo saperlo. La parola di Dio in questo passaggio ci sta dicendo che la gloria di Dio, la sua potenza, la sua forza, sta proprio nel nascondere le cose. Noi non possiamo sapere tutto. Eventualmente la gloria del re sta nell'investigarle. Gesù è il grande re che ha investigato tutte le cose. Noi non siamo proprio re, ma siamo molto vicini ad esserlo, perché Gesù ci ha promessa questa eredità eterna, e quindi noi in un certo senso siamo dei principi, siamo in attesa di essere glorificati in modo definitivo e di maturare in questo senso la nostra regalità. Però anche se non siamo dei re, possiamo essere attenti a investigare le cose dello Spirito, l'altezza del cielo, la profondità della terra. Il cuore del re non si possono investigare. Non si può investigare il cuore del re Salomone, non si può investigare il cuore del re Ezechia, non si può investigare il cuore di Dio. Il Signore, ancora una volta mi sta facendo venire in mente questo passaggio, che il Signore fa quello che vuole e nessuno di noi ha il diritto di chiedergli perché questa cosa succede. Ok? E abbiamo capito tutti a cosa ci riferiamo.
Nessuno di noi ha diritto di chiedergli perché sta succedendo. Perché le profondità della terra, il cuore dei re, non si possono investigare. Togli dell'argento e le scorie e ne uscirà un vaso per l'artefice. Anche l'artefice, noi sappiamo che siamo dei vasi nelle mani del Signore, e il Signore ci modella come vuole, e noi dobbiamo essere in grado di togliere le nostre scorie, e quindi quando noi togliamo le nostre scorie, eccovi che viene fuori, le scorie sono proprio i rimasugli, gli avanzi, le cose negative, ecco, il di più, ecco che viene fuori la possibilità di essere maneggiati meglio, di essere forgiati, più proprio questo verbo, essere forgiati meglio, e quindi togliere l'empio dalla presenza del re, e il suo trono sarà reso stabile alla giustizia. Secondo me questo passaggio ha un valore profetico. Un giorno il Signore toglierà l'empio, toglierà il non pio. L'empio è il malvagio, colui che ha rifiutato Dio, e questo ha valore profetico. Se nelle chiese qualche volta, soprattutto evangeliche, ma anche nel passato, è stato visto diversamente questo passaggio, io non sono d'accordo, non voglio giudicare quello che è successo, ma facciamo l'esempio, vedete, tu, Andrea, non sei solo Andrea, non è la nostra comunità, Andrea, fuori qua, non farti più vedere, tu non sei degno di venire nella chiesa di Gesù Cristo. Nessuno mai dica una cosa del genere. È un abominio una cosa di questo genere. Io gli posso dire, gli devo dire, guarda che tu in questo momento stai comportandoti male, perché? Perché rubi, perché hai una condotta immorale, eccetera, eccetera, possiamo fare mille esempi, ed è giusto che gli dica, amico, l'altro giorno ti ho visto al supermercato che rubavi. Si fa così. Ti prego non farlo più, però non posso dirgli fuori qua. Questo è sbagliato e ripeto, secondo me è successo che qualche volta questo togliere l'empio è significato da qualche parte l'espulsione, non sia mai, insomma, che noi non siamo i giudici, è Dio che toglie l'empio, quando sarà il suo tempo. Invece non fare il vanaglorioso in presenza del re è anche questo un buon indicatore, cioè non vantarti, no? Vanagloria. La gloria è un po' vana, la gloria non appartiene a te, appartiene a Dio, quindi non credere, è come dire non darti troppe arie. E allora voi vedete che ogni tanto qualcuno può anche scherzare, no? Sulle cose che succedono e che ti coinvolgono nella vita, però non essere vanaglorioso, non vantarti perché è inopportuno che tu ti vanti in presenza del re. E noi quante volte all'anno siamo in presenza del re? Noi non siamo in presenza del re d'Inghilterra. L'Inghilterra è una monarchia, Gran Bretagna è una monarchia. E noi non siamo in presenza del re d'Olanda. L'Olanda ha una monarchia, ma se volessimo dire noi non abbiamo il re perché abbiamo la Repubblica, ma fingiamo che il nostro, immaginiamo per un attimo l'autorità dello Stato, noi non siamo in presenza del capo dello Stato, ma noi siamo sempre in presenza di un grande re, e quindi questo re è Gesù Cristo. E allora non fare il vanaglorioso in presenza del re vuol dire stai molto attento a quello che dici e a quello che fai, perché tu sei in presenza del re sempre, anche quando credi di non esserlo. Quando noi siamo chiusi nella nostra cameretta, se noi preghiamo o se noi siamo arrabbiati con qualcuno, siamo sempre in presenza del re, e se noi siamo superbi siamo sempre in presenza del re.
e non occupare il posto dei grandi, perché per me è meglio ti sia detto sali qui anziché essere abbassato davanti al principe che i tuoi occhi hanno visto. È come Gesù che dice no, non prendere il primo posto, lascia che ti dicano, affinché nessuno vieni avanti, affinché nessuno ti dica no, lascia questo posto all'altro. Quindi qui la regola, il richiamo è all'umiltà e quindi stai molto attento ai tuoi comportamenti sostanzialmente. Non ti affrettare a intentare processi perché alla fine tu non sappia che fare quando il tuo prossimo ti avrà svergognato. È facile intentare processi. Tu ti sei comportato così, anzi, io dico a te, e lui si è comportato così e così. Sai, questo così non va, eccetto, e quindi io intento il processo. Gli faccio il processo, magari lui non è neanche presente, ma io gli ho fatto il processo e l'ho anche condannato. Stiamo attenti a non fare questo. Perché siamo oggetto di disprezzo e di infamia che magari corre il rischio di non cancellarsi più, come è scritto qua. Le parole dette a tempo sono come frutti d'oro in vasi d'argento cesellato, anche questo, le parole dette a tempo, invece di tacere, io posso dire delle parole a tempo, in un certo momento io posso essere un elemento consolatore di qualcuno e gli esempi che si possono fare sono molteplici. Qualche volta anche nella nostra comunità ci possiamo trovare e vedere così, ti vedo rattristato, perché? Che cosa ti succede? Posso fare qualcosa per te? E il Signore vi dice che cosa quel tempo è un tempo che tu puoi usare per essere di consolazione a qualcuno e anche qualche volta una cosa molto, molto leggera relativa a quella situazione positiva che come hai cantato bene l'altra domenica. Scommetto che magari la nostra sorellina Gioia avrebbe avuto piacere, forse qualche volta, di sentirsi dire ma come hai cantato bene oggi, ecco. E magari manchiamo in questa delicatezza, no? E quindi è la parola giusta al momento giusto, che pensate un po' che spessore può avere la parola detta a suo tempo. È un frutto d'oro in vasi d'argento cesellato. Allora il vaso d'argento, che è già un vaso prezioso, cesellato, e all'interno del vaso d'argento cesellato, all'interno di questa preziosità molto bella, cosa c'è? Un frutto d'oro, mamma mia, che cosa ammirabile, vero? E naturalmente noi sappiamo anche quanto non dobbiamo dare un'importanza strettamente materiale, perché se diamo un'importanza materiale diciamo certo l'oro, l'argento e tutte queste cose che si traducono in denaro, ma proprio lo pensiamo in modo spirituale. Per un orecchio docile chi riprende con saggezza è un anello d'oro, un ornamento d'oro fino. Un orecchio deve essere docile, però chi riprende non deve fare come facciamo noi a scuola, ma stai fermo, zitto, basta così. No, devi dire, senti, mi dispiace, ti ho visto un po' disattento oggi, cosa è successo? E quindi stare molto attenti a come si parla ancora una volta, che è una benedizione per Dio, un anello d'oro, ancora una volta questa immagine dell'anello d'oro, cioè l'immagine della ricchezza, no? Guardate invece il messaggero fedele. Che cos'è? Il messaggero fedele per quelli che lo mandano è come il fresco della neve al tempo della mietitura. Noi che siamo dei lavoratori di settori dove non si sente troppo, no? Il caldo, non si sente troppo il freddo,
se ci guardiamo negli occhi non abbiamo mai probabilmente sentito troppo il caldo o il freddo, ma pensate un lavoratore nel campo che sta sudando veramente il sudore alla fronte e che sta raccogliendo il grano come si faceva una volta, arriva un colpo di neve e c'è un rinfresco, e c'è un tepore che non ti aspettavi. E questo è il messaggero fedele per quelli che lo mandano. È come il fresco della neve al tempo della mietitura. Esso ristora il suo padrone, il padrone del campo che sta lavorando insieme, me lo configuro così, che sta lavorando insieme agli altri, sente la freschezza. Nuvole e vento, ma senza pioggia, ecco l'uomo che si vanta falsamente della sua liberalità. Ma ci sono degli uomini e chiaramente delle donne, c'è una parte dell'umanità che si vanta della sua liberalità, di essere liberale, e in questo contesto vuol dire bravo, buono, capace di offrire, generoso, soprattutto la generosità, qualcuno si vanta della sua generosità ed è falso, se lo fa in modo falso, è come le nuvole e il vento, ma senza pioggia. Le nuvole e il vento senza pioggia non ristorano la campagna, anzi ne fanno il male. Chi è lento all'ira piega un principe e la lingua dolce spezza le ossa. Essere lenti all'ira, come tante volte ci viene detto nella parola, essere pronti a avere una lingua che è dolce, che non è mai amara, che non è mai aspra. Se trovi del miele, prendine quanto ti basta. Anche questo passaggio mi fa venire in mente che quando si trova qualche cosa di buono si può anche usare tutto con rendimento di grazia, ma non bisogna mai essere ingordi, non bisogna mai essere eccessivi, perché c'è il rischio proprio di fare qualcosa di peggio, di vomitarlo. Anche questo è un proverbio che può essere, ecco il 17, che può essere interessante. Metti di rado il piede in casa del tuo prossimo, non essere invadente, perché il tuo prossimo potrebbe stancarsi di te e quindi non abbia ad odiarti. Noi naturalmente sappiamo che non dobbiamo odiare nessuno, ma qui l'odio potrebbe essere inteso come il disturbo, ecco. Quindi stai attento che non sentano il disturbo quando tu vai a casa del tuo prossimo. Questo però non vuol dire che non devi fare le visite agli altri, ai fratelli, ma magari anche agli amici e ai parenti non credenti, no? Però stai attento, e ancora una volta noi ci troviamo che la parola è carica di equilibrio. Cioè, io mi rendo conto che quando leggiamo il libro dei Proverbi tendiamo a ripetere sempre quello, però ripetiamo sempre questa. Questa è la parola che è il vero titolo del libro dei Proverbi: equilibrio. Né troppo né troppo poco, né insufficiente né sovrabbondante. L'uomo che dichiara il falso contro il suo prossimo è un martello, una spada, una freccia acuta. Chi dichiara il falso contro il prossimo fa un'azione assolutamente immorale, fa un'azione che produce dolore, perché un martello, una spada, una freccia producono dolore. Se noi veniamo colpiti da un martello, noi abbiamo un dolore fisico. Se noi siamo colpiti da una spada, lo stesso. Una freccia si infila nel nostro corpo se viene lanciata. Pensate un po', l'uomo che dichiara il falso è questo. Bisogna stare attenti anche nei confronti di chi si ha fiducia. La fiducia in un perfido, nel giorno delle difficoltà, è un dente rotto, un piede slogato. Se io ho fiducia di una persona sbagliata e di una persona perfida, ecco che io veramente mi sto rompendo i denti, mi sto rompendo le gambe. Rompere i denti è una cosa gravissima, no? È una cosa molto, molto spiacevole. Provate a pensare a che cosa servono i denti.
i denti servono a masticare il cibo, tutto sommato. Quindi io sto riflettendo sul fatto che tu non hai la possibilità di svolgere alcune azioni primarie della tua vita se vieni meno. E quindi ecco che la fiducia nel perfido determina questo. Tu hai fiducia nella persona sbagliata e questo può avere numerose applicazioni, cioè bisogna vedere veramente, come si suol dire, stai attento soprattutto ai nostri ragazzi più giovani, no? Stai attento a chi sposi, stai attento a chi riponi la tua fiducia, perché se tu sbaglierai la persona, avrai un dente rotto, un piede slogato. Con il piede slogato non si cammina, col dente rotto non si mangia. Quindi chi ha fiducia nel perfido corre rischio. Questo può valere anche per gli affari. Io ho fiducia della persona sbagliata, mi metto in affari e questa persona diventa per me un laccio, no? E quindi c'è una vicinanza con quel brano in cui dice non porti sotto il giogo di chi non è stato rinnovato da Gesù Cristo. Chi non è stato rinnovato potrebbe essere veramente un grande problema. Il versetto numero 20 ci dice anche qui che noi dobbiamo stare sempre attenti a come ci comportiamo, cantare delle canzoni a un cuore dolente, come togliersi l'abito in giorno di freddo. Prova a toglierti l'abito in giorno di freddo e ti trovi veramente in difficoltà. E quando tu hai un cuore dolente davanti a te, devi stare molto attento. Devi stare molto attento e veramente non scherzare, perché il cuore dolente ha bisogno di compassione, non ha bisogno di sentire che ironizzo, ridiamoci sopra per non piangere, no, ridiamoci sopra, piangi con chi sta piangendo e ridi con chi sta sorridendo e stai soprattutto molto attento a quello che fai con le persone che stanno soffrendo. Se il tuo nemico ha fame, 21, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere. Ancora una volta la necessità di esprimere un perdono che secondo la mia lettura deve essere un perdono pieno, non bisogna aspettare che l'altro ti venga a domandare scusa, ma lo devi perdonare prima. C'è anche nella realtà del mondo evangelico questa lettura, no, io aspetto che mi venga a domandare perdono e dopo lo perdonerò. Se non mi domanda perdono, non lo perdonerò. Non lo so, ognuno ha la sua umanità e la sua tensione di fronte ai problemi. Io vedo che Gesù non è che ha detto aspetta che questi qua che mi crocifiggono venga qui a domandare perdono e dopo li perdonerò. Li ha perdonati subito, ha detto Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. La nostra umanità naturalmente è molto più distante rispetto a quella di Cristo, non siamo così bravi, però dovremmo essere equilibrati in questo senso e dirci io ti perdono anche se tu non mi hai chiesto perdono, anche perché qualche volta la persona non può domandarti perdono perché non si presenterà più davanti a te. Quindi non mi devi esercitare l'odio o la rabbia. Se tu, per esempio, vai in mezzo alla strada, dato che abbiamo tutti la patente, no? E una persona è scorretta nei tuoi confronti con la vettura e ti fa un segnaccio di quelli che ti aiutano al moto a luogo irripetibile, ecco che tu lo perdoni, perché se non lo perdoni non lo vedrai mai più, quindi non potrai mai dirgli no, aspetta che lui fermi la macchina lì al semaforo, scende e mi chiede scusa, allora io lo perdono senz'altro, no, questo non lo perdonerai mai più. Può succedere in qualsiasi ambito di lavoro, scolastico o eccetera, eccetera, che tu hai delle persone con le quali vieni a un rapporto veloce, ti fanno del male e dopodiché tu sì,
non lo potrai, non potrai aspettare che lui ti venga a chiedere perdono. Quindi il senso del perdono, secondo me, va letto, secondo me, non voglio insistere su questo pensiero, però vi passo quello che capisco io, va letto in modo totale. Questa persona mi ha fatto del male, io la perdono. Quando sarà il suo tempo, verrà lui, lei, a chiedermi perdono. Forse. Se non viene, io lo perdono lo stesso. E questo è, secondo me, abbastanza obbligatorio e indiscutibile. Ecco. Poi, ripeto, ci sono anche altre letture e non voglio assolutamente dire che la mia sia l'unica e indiscutibile, però mi sembra proprio che alcune cose proprio non si distolgano da una logica che è quella generale dell'amore. Se il tuo nemico ha fame, dagli da bere, quindi se ha sete, dagli pure dell'acqua. Perché questo radunare i carboni ardenti vorrebbe dire in un certo senso, gli darai l'opportunità di chiedere perdono, gli darai l'opportunità di rivedere i suoi comportamenti e quando lui si renderà conto di quello che ha fatto, ti verrà a chiedere perdono e se non viene, appunto, il giudizio appartiene a Dio. Io ho consegnato questo problema nelle mani di Dio e nelle mani di Dio rimane. Non sono io il giudice, altrimenti io mi ergo a giudice, se io non perdono mi ergo a giudice al di là di quello che deve fare solamente il Signore. Il vento del nord, 23, porta la pioggia, la lingua che sparla di nascosto fa oscurare il viso. Attenzione anche al linguaggio, dunque, al linguaggio che è un linguaggio che noi dobbiamo controllare sempre, perché se noi abbiamo una lingua che sparla, noi veramente determiniamo una negatività che si esprime poi anche nel nostro viso, no? Meglio abitare sul canto di un letto che in una gran casa con una moglie rissosa. Leggi, meglio abitare in un canto del letto che non con un marito rissoso. È la stessa cosa, è vero? Sì, scusate, e io continuo a leggere letto da molti mesi. Bene, grazie. E continuo a sbagliare, continuo a leggere letto, questo vuol dire che vedi che la parola è più importante di quello che tu pensi, no? E io è da tempo che quando leggo questo passo ripeto letto, anche se ho letto diverse volte che è tetto e non letto. Sì, e qui si vede che io sono molto pigro e sono incline al letto. E invece qui è scritto il tetto. Meglio abitare veramente nel canto del tetto, adesso mi viene in mente una cosa, che nel canto del tetto, nell'angolino del tetto, quando cade la pioggia ti bagna, no? E invece se tu hai una persona vicino che è rissosa, è molto peggio, insomma. Naturalmente la lettura, secondo me, si può anche capovolgere, è meglio abitare nel canto di un tetto che in una gran casa con un marito rissoso, perché noi sappiamo che la parola non è mai maschilista. Una buona notizia da un paese lontano è come acqua fresca a una persona stanca e assetata. Le buone notizie sono acqua fresca e noi forse non riusciamo a valorizzare tanto questo aspetto, perché noi apriamo il rubinetto e esce l'acqua fresca, se hai messo prima il pomello con l'acqua calda, in un minuto ce l'hai fredda fredda, poi hai il frigorifero, invece la gente che viveva a questo tempo storico, l'acqua fresca era una ricchezza inestimabile, perché noi vivevamo in una stagione storica molto comoda, ma questi qui veramente dovevano fare chilometri qualche volta per trovare l'acqua e quindi l'acqua fresca è veramente preziosa.
una buona notizia estremamente preziosa. Il giusto che vacilla davanti all'empio è come una fontana torbida e una sorgente inquinata. A proposito di acqua, sembra che ci sia un collegamento. La sorgente inquinata, l'acqua sporca è la stessa cosa che un giusto che vacilla davanti all'empio. Il giusto che vacilla davanti all'empio non vuol dire che il giusto deve prendere la spada e scaricare la sua violenza contro l'empio, però devi essere sicuro di quello che dici. Noi molte volte ci troviamo davanti agli empi che non parlano bene, che si comportano in modo inadeguato e noi dobbiamo, tutti noi, che non solo noi che siamo qua dentro, e noi insomma gli uomini che vogliono, gli uomini e le donne che vogliono seguire il piano di Dio devono essere sicure. Cioè io non voglio essere presuntuoso, ti dico io la verità. Gesù è la via, la verità e la vita. Taci! Ti ho detto tutto. No, no. E quindi non essere presuntuosi, però non vacillare. Guarda, Gesù è la via, la verità e la vita. Ma non ci credo, altrimenti non sarebbe successo questa cosa qua. Io non ti dico niente altro che no. Gesù è la via, la verità e la vita. Te lo dico senza vacillare, senza dubbi e senza presunzione, però con autorevolezza. Ti parlo con autorevolezza e con autorevolezza ti dico no. Gesù giudicherà i vivi e i morti. Il regno di Dio non avrà mai fine. Ma figurati qua, quando è finito tutto, tutti nel buco. Quante volte abbiamo sentito questi discorsi? E noi cosa possiamo fare? Dire, ma no, tu sei un povero sciocco, o peggio ancora, che non capisci niente? No, noi dobbiamo dire, no, alla fine Dio giudicherà il mondo. Sarai giudicato, ma tu non credi nella parola di Dio? Io non credo in Dio. Tu sarai giudicato anche se non credi in Dio. E non crederglielo con superbia, con arroganza, perché non abbiamo nessun diritto di essere superbi e arroganti. Perché anche noi una volta, tanti anni fa, credevamo che tutto sommato, chissà, questo Dio, questo Cristo, chissà come si comportano. E quindi non abbiamo nessuna ragione di essere superbi e arroganti, però di esprimere autorevolezza, determinatezza, sì, e anche rispetto, perché se lui non è arrivato, se lui e lei non sono arrivati in quella direzione, non è che sono tanto peggiori di noi, no? E quindi dobbiamo essere, non vacillare, ma anche con comportamenti adeguati. Mangiare troppo miele non è bene, scrutare le cose difficili è un onore. E questo va, ancora una volta, secondo me, è un po' la storia della nostra lettura della Bibbia. Quando io comincio a capire qualcosa di più del libro dell'Apocalisse, chissà quante cose non ho capito, però rispetto alla prima volta che l'ho letta, adesso capisco di più, dopo averla letta 10, 15 volte, non so, non le ho contate. Hai capito? Scrutare è, cosa è scritto qui? È un onore. È un onore che Dio ci dà con una sua parola che noi possiamo scrutarla. Scrutare è una voce verbale che vuol dire guardare con molta attenzione. Anche in questo libro di Proverbi, in qualsiasi parte della scrittura, scrutare. Apparentemente, al volo, Gesù entra in Gerusalemme cavalcando un asinello. Se io scruto, vedo questo atto molto prezioso, perché Gesù entra con grande umiltà in Gerusalemme, entra sull'animale più umile che ci possa essere, e non è arrivato con la Cadillac, è arrivato con la 500 rotta, per dirlo con i nostri sensi. E quindi Gesù, che è veramente un grande servitore che si mette di fronte al servizio, e magari noi sappiamo già, perché l'abbiamo già letto, cosa va a fare.
niente cavallo bianco, però il cavallo bianco verrà alla fine dei tempi. Quindi scrutare con attenzione vuol dire veramente scoprire delle cose, e ogni giorno che tu leggi la Bibbia tu scopri una cosa nuova che ieri non avevi. E io adesso leggendo qui insieme a voi mi sono venute in mente delle cose che ieri e che l'altro ieri non mi venivano in mente, perché questo tu scruti, ma che onore che ci concede Dio. Eppure tu dici, mamma mia, se io che vivo in certi ambienti dico, che onore sarebbe andare a incontrare il Presidente della Regione, senza andare al Presidente della Repubblica. Pensa tu, ci sono dei ragazzi della scuola, no, che si presentano davanti al Presidente della Repubblica e il Presidente della Repubblica fa il giro di tutti i ragazzi e stringe la mano. Che onore! Ma questo è un onore ancora più grande. Che onore poter scrutare, e che il Signore ci ha detto: guardate ragazzi che qua c'è la verità, tirate fuori gli occhi, tirate fuori le pagine, non impigritevi. E io vi do un grandissimo onore. E ancora una volta la finale del versetto 28 ci dice: l'uomo che non ha autocontrollo è una città smantellata, priva di mura. Abbiamo esaurito quasi il tempo a disposizione, io sono andato oltre, ma insomma ci siamo capiti. Ecco qua, una città priva di mura è una città destinata a cadere. Noi oggi non abbiamo questo problema perché le città sono tutte prive di mura, ma una volta la città di mura era una città molto difesa e difendibile, e invece se tu non hai autocontrollo sei senza mura, sei senza perimetro di difesa. Mi soffermo qui e come ci muoviamo, caro Salvatore? Apriamo il collegamento? Non c'è nessuno in collegamento? Non ho capito. Sì.